Benvenuti al video di presentazione per facilitare l'accesso alla piattaforma GoToMeeting per assistere all'assemblea dei soci AIFI Veneto. GoToMeeting è un'applicazione che consente di accedere a una piattaforma dove si possono registrare e si può partecipare ad assemblee, conferenze, corsi o comunque in qualsiasi tipo di incontro. Si possono accedere a queste conferenze e a questi incontri tramite l'utilizzo di una applicazione che può essere installata su qualsiasi tipo di strumento, cellulari, tablet o computer, oppure attraverso un normale software per la navigazione in internet. Nel video che vi farò vedere nei prossimi passaggi vedrete l'accesso tramite applicazione. È fondamentale che lo strumento che utilizzate abbia una webcam attiva e funzionante e un microfono funzionante, quindi vi chiediamo di verificare prima che tutto funzioni correttamente. Questo ci serve perché tramite la webcam sarà possibile riconoscere il partecipante faccia a faccia e naturalmente con il microfono eventualmente interagire. Queste sono le cose essenziali da sapere. Adesso nel video vedrete che accederò a un collegamento, un link che apparirà aprendo la mail che riceverete nel caso vi siate preiscritti all'assemblea, ma lo stesso link sarà accessibile a tutti dal sito internet il giorno prima dell'assemblea per accedere anche se non vi siete preiscritti. È fondamentale che chi accede alla piattaforma e presenzierà all'assemblea nella compilazione del campo cognome e nome o comunque del nome che segnalerà durante l'accesso alla piattaforma scriva per esteso appunto il proprio cognome e nome, perché servirà appunto poi anche nella fase di voto durante l'assemblea. Ecco qui che faccio partire il video, è un po' veloce ma vedrete che sarà subito chiaro. Andrete ad aprire la vostra mail e nella mail troverete un link, il primo è quello partecipa alla mia riunione e lì potrete cliccando il link accedere alla riunione direttamente, oppure un link più in basso che vi aiuterà a installare anche l'applicazione. Qui ho commesso un piccolo errore, perdonatemi, adesso tornerà subito indietro. Ecco, cliccando direttamente il link vi chiede di aprire o con l'applicazione o con il programma di navigazione e qui sarete già all'interno della riunione dopo aver digitato il vostro cognome e nome. E potrete accedere la webcam o spegnerla dopo essere stati riconosciuti. Il tasto centrale vi consentirà di accendere o spegnere il microfono, quindi di partecipare e prendere parola. Poi c'è anche un altro pulsante che vi consente di condividere lo schermo. Se cliccate in alto a destra su quel simboletto a fumetto avrete la possibilità di scrivere dei messaggi a tutti e questo passaggio lo utilizzeremo per il voto, quindi qui ho messo prova di voto, invio con la freccia a destra e il messaggio verrà visualizzato da tutti i partecipanti dichiarando la vostra intenzione di voto. L'ultimo pulsante a destra serve per spegnere e per terminare la riunione. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e vi ricordiamo che quella mattina ci sarà disponibile anche un numero di telefono al quale chiamarci per risolvere eventuali problemi tecnici. Vi aspettiamo e buona giornata.